Venerdì 12 luglio siamo a Cavarzere, in particolar modo a Grignella, siamo davanti al Palazzo Sinimbani perché come ogni anno c'è una conferenza sul mondo agricolo interessantissima quest'anno, perché si parla di sostenibilità, si parla di un futuro appunto da coordinare e conciliare sostenibilità e progresso tecnologico. Ricordando che fra pochi anni, ma veramente pochissimi, saremo 9 miliardi di persone nel mondo, e quindi come far conciliare appunto sostenibilità e la possibilità che tutti possano mangiare, così ridotto in breve termine. Andiamo a seguire questo interessantissimo convegno e poi sentiamo un po' di protagonisti veramente illustri, importanti, docenti universitari, non solo, ma anche protagonisti di multinazionali che stanno facendo della ricerca veramente la parte fondamentale del loro business. Andiamo. Come avete letto nella locandina, il motivo di questo incontro è la sostenibilità, che è un argomento molto importante, molto dibattuto in questi ultimi tempi e che si può anche condividere, perché la ricerca della salute, la ricerca del benessere, la ricerca dell'aria pulita, eccetera, è, diciamo, una cosa lodevole. Quello che mi preoccupa un po' è che non vorrei che la sostenibilità fosse tutto a carico degli agricoltori, nel senso che la sostenibilità costa, la sostenibilità produce meno, la burocrazia incide, per cui spero che chi dovrà decidere tenga conto anche di questo. Noi lo facciamo volentieri, però vogliamo che anche una contropartita, nel senso che la sostenibilità la facciamo a favore dei cittadini, a favore della gente, a favore dell'Italia intera, però devono contribuire al nostro impegno. Oltretutto anche le importazioni che facciamo in genere vengono da paesi dove della sostenibilità non interessa e quindi con costi nettamente inferiori. Ecco. Dobbiamo metterci purtroppo in testa, dobbiamo capire che l'Europa, non solo l'Italia, l'Europa vuole un utilizzo molto più ponderato degli antiparassitari. Le importazioni, il dottor Sinimbani ha parlato di importazioni, noi facciamo tutte queste migliorie, cerchiamo di modernizzarci, cerchiamo di diventare più sostenibili, però importiamo dall'estero, da paesi terzi che non hanno regole, che non hanno questi problemi, a dei costi, a dei prezzi inferiori, e qui dobbiamo combattere noi come associazioni. Non possiamo assolutamente tollerare che entrino in Europa prodotti che non abbiano lo stesso metodo di coltivazione che abbiamo noi. Questo non è tollerabile, perché non possiamo non coltivare OGM e importare OGM, non possiamo non utilizzare Mancozeb, mettiamo fra un po' lo veterano nel vigneto e importare vino coltivato con Mancozeb, non è possibile. Oggi parleremo anche di grano, oltre che di sostenibilità. Parleremo in particolar modo di grano anche perché questo incontro di luglio sta diventando un incontro tradizionale. A luglio si sente l'esigenza di organizzare un incontro in Palazzo Sinimbani che parli di grano. Grano che quest'anno è stata un'annata anche abbastanza difficile, bisogna ammetterlo. Abbiamo avuto prima un lungo periodo di siccità e dopo abbiamo avuto un maggio altamente piovoso che qualche problema di troppo l'ha creato sui nostri grani, in particolar modo sui nostri areali, ma da quel che ho appreso non solo nei nostri areali. Però rimane, di fondo rimane che chi ha operato bene effettivamente ha ottenuto dei risultati. Quindi ancora una volta questa è stata una stagione che ha dato degli esempi importanti, molto importanti. Finalmente ho visto aziende agricole che sono corse dopo, logicamente, a stombinare effettivamente i campi, perché abbiamo avuto dei ristagni d'acqua inimmaginabili.
dove c'è risparmio non si produce. Sul grano duro è stata un'annata non facile, però è stata un'annata in cui spiccano alcune cose, cioè la scelta varietale e un comportamento tecnico corretto comunque è riuscito a ripagare in maniera soddisfacente anche gli sforzi del produttore. Per cui direi un'annata questa difficile, ma per chi lavora nel grano come noi, nel frumento, è un'annata, tutte le annate, anche e soprattutto le difficili, sono quelle che sono più diciamo così, educative e che ti permettono di fare tante riflessioni. Ogni anno è diverso e anche quest'anno è stato anomalo, ma sostanzialmente c'è stata, diciamo così, la riconferma del fatto che non dobbiamo andare in campagna scegliendo delle tecniche di coltivazione preconfezionate, ma piuttosto scegliere di volta in volta e stare molto attenti al monitoraggio dei modelli previsionali per fare le scelte più adeguate in funzione del clima che ahimè è sempre meno prevedibile. Ma il problema principale, come abbiamo visto un po' quest'anno, sono i cambiamenti climatici. Dobbiamo cercare di realizzare con miglioramento genetico dei frumenti che riescono diciamo, a crescere in queste condizioni estreme. Sappiamo che quest'anno a maggio non c'è stato problema di acqua, ma sappiamo in realtà che l'acqua sarà un problema. Quindi dobbiamo cercare di produrre dei frumenti che hanno bisogno di meno acqua per poter crescere e quindi che resistono meglio allo stress idrico senza naturalmente peggiorare poi la qualità. Inoltre quest'anno in campo abbiamo visto che ci sono dei patogeni che normalmente non abbiamo mai incontrato, o almeno mai tutti insieme, quindi è importante anche cercare di realizzare dei frumenti resistenti appunto a patogeni. Per fare questo non si può tornare indietro, non si può essere nostalgici, quindi non si può tornare ai frumenti antichi, ma bisogna farlo con ricerca e innovazione. Questo è il messaggio insomma, che io vorrei lanciare da tutta la presentazione insomma, che ho fatto. La sostenibilità si deve basare su 3 pilastri: economia, ambiente e società, e l'ambiente è uno di questi, giustamente. Non solo, ma la sostenibilità deve essere proiettata nel tempo, deve essere stabile, non è durevole, non è uno scoop, facciamo 2 o 3 anni questa cosa sostenibile, cioè, è una cosa sostenibile quando è veramente proiettata avanti nel tempo ed è stabile, è costante. Questo è il vero approccio sostenibile. Però deve esserci un contesto economico rispettato. Faccio un esempio: noi potremmo benissimo fare le banane per Cavazzari, sarebbero sostenibili? Sicuramente sarebbero a chilometro zero, però quanto impiegherei di mezzi tecnici, quanto costerebbero queste banane? Quindi l'economia di chi va a comprare le banane al supermercato sarebbe sostenibile? Se io pago 10 euro al chilo per le banane non sarebbe sostenibile. Quindi anche qui occorre veramente valutare tutti gli aspetti. Perdonate diciamo, il livello basso degli esempi che cito, ma questo è un qualcosa che purtroppo sfugge a tantissime situazioni, che la sostenibilità è un concetto estremamente articolato, che deve tenere conto anche dell'economia delle comunità rurali. Okay? Cioè, gli agricoltori devono avere un vantaggio da questa sostenibilità, non che ci avvantaggia qualcuno che magari con l'economia agricola non ha poco o nulla a che fare, no? Gli antropologi che abbiamo visto prima, tanto per darvi un'idea. La situazione teorica della sostenibilità deve essere in qualche modo ideale, no? Dove l'economia, l'ambiente e il sociale siano in qualche modo equiparati, abbiano lo stesso tipo di spessore o di importanza.